Oggi ci saranno i funerali di Ada Mele, una figura veramente storica per la nostra città, per tutto quello che ha fatto per l'Arciragazzi di Taranto. Ne parliamo per un ricordo con Anna Rita Lemma, consigliera regionale, ricorderete, è stata anche assessora comunale alla pubblica istruzione e alle pari opportunità e quindi gomito a gomito anche con Ada Mele in tante circostanze. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi, ciao Marina, buongiorno. Se dovessi appunto tracciare un ricordo di quello che per la città è stato Ada, che cosa diresti come prima cosa, Anna Rita? Beh, prima di tutto direi che non c'è stata azione, progetto, idea che non sia stato contrassegnato dal suo nome come presidente dell'Arciragazzi, ma questo contrassegna, diciamo, la sua professionalità. Accanto alla sua professionalità, alla sua competenza, però c'era anche grande amore e passione per quello che faceva, e per questo il personale ricordo, ma il ricordo della città, perché in questi giorni i commenti anche sui social lo testimoniano. Ada ha tracciato una fase importantissima della storia delle politiche per l'infanzia, se lo ricordano le famiglie, se lo ricordano i bambini oggi, giovani, ragazzi. E quindi, che dire, la sua vicinanza al mondo dell'infanzia è stata significativa e importante. Forse, mi permetto di dire, una delle pochissime voci che in questa città ha creduto nel valore dell'infanzia. Io ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con lei, di collaborare sia nel ruolo, diciamo, strettamente istituzionale a cui tu facevi riferimento, sia nell'ambito di altre attività associative che ci hanno viste poi insieme in altri tipi di percorsi. Sì. Alcuni progetti sono stati davvero innovativi. La ludoteca che l'Arciragazzi attivò presso il reparto di oncoematologia pediatrico nasce proprio da un progetto di Ada e dell'Arciragazzi, così come il progetto legato ai minori figli di detenuti presso il carcere di Taranto, quindi una vicinanza, diciamo, educativa, formativa, ma soprattutto nelle realtà più delicate, più sensibili di questa città. Quindi, che dire, lascia un vuoto profondo e purtroppo, verrebbe da dire, sono sempre i migliori che se ne vanno, no? Sembra sì. Una frase banale, ma tra l'altro, insomma, davvero una morte improvvisa che quindi ha sconvolto un po' tutti. Sì, un vuoto profondo in chi l'ha conosciuta, in chi le ha voluto bene e che continuerà a volergliene, però è un vuoto difficilmente colmabile. E in queste circostanze ci si domanda sempre poi se questa eredità verrà raccolta e come. Beh, Ada ha saputo insegnare tanto, quindi molte delle educatrici migliori e degli educatori migliori di questa città, che ancora fortunatamente operano nelle strutture destinate, sono frutto del suo impegno e quindi dell'esperienza che lei ha saputo trasferire, per cui la speranza, insomma, c'è. Certo, bisogna fare i conti sempre con la politica. La politica da questo punto di vista mi sembra un po' lontana dai bisogni dell'infanzia, però l'azione di Ada, ripeto, io sono convinta abbia lasciato tracce importanti, perché lei ha lavorato molto anche per la formazione delle nuove figure professionali e questo è un dato.